mia. Jessica Canton è sindaco di Fiume Veneto. Inizierei con la scuola, perché anche lei è riuscita insomma a trasferire dalle scuole, dalle aule i seggi e portarli fuori. Ma domani si riapre. Sì. Mercoledì, scusami. Mercoledì, sì. Ripartiamo anche noi, Chissà devo perché dire che domani è mercoledì 16. ci dia un giorno in più, direttore, perché gli ultimi accorgimenti, no? Davvero il lavoro, insomma, di tutti, non soltanto del Comune di Fiume Veneto, in questi mesi, in queste settimane soprattutto, è stato tanto. In sinergia con tutti i protagonisti e devo dire, direttore, anche con il Dipartimento di Prevenzione che anche in questa occasione, anche nell'occasione della ripresa delle scuole, ha organizzato degli incontri e con i sindaci e con i dirigenti, proprio a dimostrazione della vicinanza che c'è con il Dipartimento di Prevenzione. Citava giustamente i seggi elettorali, in realtà la volontà di portare i seggi elettorali al di fuori delle scuole è una volontà che abbiamo in animo già da un annetto circa. Francamente ritengo inconcepibile che il diritto allo studio si debba fermare per il diritto al voto, quindi bene che sia stata data proprio questa indicazione. L'abbiamo fatto e non sarà ovviamente un esperimento, però siamo certi insomma, che nel futuro verrà riconfermato. Fiume Veneto ha anche molti spazi a disposizione, quindi questo ci aiuta. Con la scuola un'altra iniziativa che il Comune ha voluto porre in essere è quella del dopo scuola. Il dopo scuola è stato realizzato e viene realizzato da altre realtà, ma mai è stato realizzato dal Comune, così come i centri estivi, quest'anno un po' l'anno degli esperimenti, però vogliamo, probabilmente quest'anno più di quelli passati, vogliamo offrire alle famiglie un aiuto e un sostegno con un dopo scuola comunale. Quindi alla vigilia davvero di questa ripresa io mi sento di dire ai ragazzi di cercare di ripartire con tutto l'entusiasmo possibile, anche se la scuola non è proprio la stessa scuola alla quale sono abituati. E a tutti, a me compresa, quello che insomma un po' vado ripetendo da qualche mese, rispettiamo le regole, però lasciamo la paura fuori dalla porta, direi, direttore. Avremo altre occasioni, purtroppo par condicio mi dai 2 minuti, non posso, ma avremo altre occasioni di parlare con il sindaco di Fiume Veneto, Jessica Canton. I migliori auguri a lei, alla sua giunta, ai cittadini e ai ragazzi che domani, uomini e donne, ragazzini oggi, uomini e donne domani, che apriranno per la prima volta o per la seconda, la terza e la quarta la porta delle loro aule. Grazie ancora, andiamo alla